Buonasera a tutte voi e a tutti voi, a tutte le amiche, gli amici che hanno anche deciso in prima persona di spendersi in questa campagna elettorale come candidate e candidati nelle liste che compongono un'alleanza che mette insieme il centrosinistra, così come l'abbiamo conosciuto anche negli anni passati, insieme a liste civiche che si presentano con donne e uomini che per la prima volta si confrontano in molti casi con la sfida delle elezioni, e quindi è un'operazione collettiva, non è un'operazione in solitudine, perché non avendo il leader straordinario che poteva suscitare emozioni e scatenare entusiasmi, io ho bisogno di tutte voi, di tutti voi, di un intellettuale collettivo, si sarebbe detto un tempo, cioè di una miriade di persone che quotidianamente devono fare ciò che è stato detto prima da Emiliano, cioè convincere tante altre donne e tanti altri uomini rispetto alla nostra idea di Sardegna, che abbiamo declinato nel programma, che è un programma aperto, un programma che ha beneficiato di tanti contributi arrivati dal territorio, da singole persone che hanno voluto dare la loro consentire insomma, a me di ottenere la loro professionalità o competenze in un ambito specifico, anche di dettaglio, che ha potuto completare un pezzo di programma.